Viviamo il rito tradizionale del suscravamento con la devozione con cui i nostri padri ce lo hanno consegnato, di vedere plasticamente, visivamente la deposizione di Gesù nella croce attraverso questo bellissimo simulacro del 1700 che abbiamo nella nostra comunità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ascolteremo e considereremo prima di tutto le 7 parole di Gesù sulla croce, ricordandoci proprio che sono per noi come un testamento prima di ispirare. Possiamo sederci. Prima parola: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dal Vangelo secondo Luca. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fieve, ma egli, assaggiandolo, non ne vuole bere. E sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: Questi è Gesù, il Re dei Giudei. E Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo aver detto con lacrime e sudore di sangue il suo sì al Padre nel Getsemani ed essere stato condannato ingiustamente, Gesù sale il Calvario, porta sulle sue spalle non tanto una croce di legno quanto l'umanità che è venuta a salvare. Sulla croce Gesù non muore condannando e imprecando, perdona chi lo uccide e prega per loro. Ripetiamo: pietà di noi, Signore. Quando ci dimentichiamo di che cosa significa amare, quando non siamo disponibili alla solidarietà, quando ci pesa la tua volontà. Seconda parola: oggi sarai con me in paradiso. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Stai per morire e ti preoccupi di un criminale. Morendo ti dai ancora pensiero delle anime. Cuore pieno di misericordia. Un delinquente ti prega di un ricordo e tu gli prometti il paradiso. Una vita di peccati è trasformata dall'incontro con il tuo amore. Così il ladrone entra con te nel paradiso. Preghiamo per tutti i moribondi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Terza parola: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Viene svelata la Dolorata. Dal Vangelo secondo Giovanni.
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Sulla vetta del Golgota verso sera spiccano soltanto 3 esili figure: Gesù agonizzante, la madre e Giovanni. Gesù ha dato tutto se stesso per noi nel corso della sua vita. Alla fine gli hanno tolto anche la sua veste. Cosa gli rimane ancora? Gli resta solo sua madre. E Gesù ci dona anche lei. Sotto la croce Maria diventa madre di tutta l'umanità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Quarta parola: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù agonizzante sulla croce recita un salmo che comincia con le parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nella prova più dura il Figlio di Dio prega e nella preghiera trova conforto, trova il Padre e insegna anche a noi, nelle nostre difficoltà, a pregare, a cercare il Signore prima che la soluzione del problema, nella preghiera. Ripetiamo: salvami, Signore, per il tuo grande amore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Quinta parola: ho sete. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Di che cosa ha sete Gesù? Di acqua, certo, nell'arsura che lo tormenta, ma nel suo cuore, nella sua anima, di che cosa ha sete il Figlio di Dio? Lì c'è una sete molto più acuta e struggente che non si è ancora placata. Egli ci ama e ha sete dell'amore di ognuno di noi, e questa sete non si placa finché non lo ricambiamo. Ripetiamo: Signore, rendici assetati di pace. Per i fratelli che vivono in zona di guerra, per chi è defraudato della propria dignità, per chi è facile al disimpegno e alla violenza. Sesta parola: tutto è compiuto. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Ciò che è iniziato con l'annunciazione e con la povertà di Betlemme si compie sul Calvario. Gesù appare infallito, ma in
realtà questa è l'ora in cui puoi dire al Padre: ho portato a compimento la missione che mi hai affidato. Per questo amore obbediente si compie la nostra salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Settima parola. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo donna loro, Signore, spegna adesso la luce dei letti, riposi in pace, l'eterno riposo donna loro, Signore, spegna adesso la luce dei letti, riposi in pace, l'eterno riposo donna loro, Signore, spegna adesso la luce del letto. Gesù viene deposto dalla croce. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Nel portare il Cristo giù dalla croce, mediteremo sulle sue sante piaghe, che sono il prezzo della nostra salvezza. Dalle sue piaghe noi siamo stati salvati e guariti. Viene tolta ora la corona di spine. E viene posta sul capo della Madonna addolorata. Sul capo. O Gesù crocifisso, adoriamo devotamente la dolorosa piaga della coronazione di pungentissime spine. Per questo dolore che in essa sentisti e per il sangue che dal capo versasti, dacci la grazia di un'umiltà profonda, di sottomissione piena alla volontà del Padre Celeste e di vincere ogni tentazione di superbia e di orgoglio. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci
Gesù crocifisso, adoriamo devotamente la dolorosa piaga del piede sinistro, per quel dolore che in esso sentisti e per il sangue che dal piede versasti. Dacci la forza di fuggire l'occasione del peccato e di non camminare nella via che conduce alla perdizione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù crocifisso, adoriamo devotamente la dolorosa piaga del piede destro, per quel dolore che in esso sentisti e per quel sangue che da esso versasti. Aiutaci a camminare costantemente nella via della virtù fino all'ingresso del paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E mi ora tolto il chiodo dalla mano destra. O Gesù crocifisso, adoriamo devotamente la piaga della mano destra, per quel dolore che in essa sentisti e per il sangue che da essa versasti. Ferma la mano violenta di ogni uomo, proteggi gli innocenti, estingui l'ira e insegnaci il perdono e conduci la nostra anima al tuo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia,
O Gesù crocifisso, adoriamo devotamente la dolorosa piaga della mano sinistra, per quel dolore che in essa sentiste e per il sangue che da essa versasti. Converti la nostra disonestà, il nostro attaccamento alle cose terrene, l'invidia e la gelosia, e liberaci dal trovarci alla sinistra con le anime cacciate nel finale giudizio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci condurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù crocifisso, adoriamo devotamente la piaga del Sacro Costato. Per il sangue che ne versasti, accendi il nostro cuore del tuo amore. Tu, pieno di compassione e di misericordia per ogni uomo, immergici nell'oceano della tua misericordia senza limiti e facci amare Dio sopra ogni cosa e rendici pieni di amore per i fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù crocifisso, adoriamo devotamente la dolorosa piaga della tua spalla destra, per quel dolore che in essa sentisti e per il sangue che versasti nel portare la croce. Dacci la forza di abbracciare con amore la nostra croce e di non cedere nel momento della sofferenza e del dolore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beato che in lui si rifugia, benedetto colui che permette che io possa stare nella fenditura della roccia, si è lasciato trafiggere le mani, i piedi e il costato. Benedetto colui che si è squarciato per me, perché io possa penetrare nel santuario ammirabile e nascondermi nel segreto della sua dimora. Questa roccia è un rifugio, dolce soggiorno per le colombe. I fori aperti di queste piaghe su tutto questo corpo offrono infatti il perdono ai peccatori e concedono la gioia ai giusti. È una dimora sicura, fratelli, una torre salda davanti all'avversario.
amato e buon Gesù, che alla santissima tua presenza Gesù